Quanto è attuale il pensiero di Pirandello oggi? Io penso che è un autore che continua a parlare ancora alle generazioni nostre, insomma, anche a quelle future, quindi rimane un autore attuale, insomma. E poi questa città comunque fa sentire fortemente la sua presenza, insomma, quindi io penso che continua ancora, il suo messaggio, insomma, è ancora vivo, presente, attuale, insomma, continua ad essere una voce, Pirandello. È molto attuale, situazioni paradossali che viviamo attualmente, quindi è un insegnamento, ecco, la storia che ci parla ancora e da cui trarre insegnamento. Ecco, ma vedere i suoi luoghi dove lui si è ispirato e si è scritto. È un'emozione perché comunque ci fa capire appunto che le storie nascono dal contesto e i contesti molto spesso hanno un filo conduttore anche con i contesti nostri, noi veniamo dalla Puglia, quindi molte similitudini abbiamo ritrovato, bello. Ecco, questo evento come lo trova lei, questa manifestazione 1 Nessuno 100.000? Molto formativa, è un modo per avvicinare gli studenti, ecco, ad esperienze forti, ecco, quindi per gioco, come diceva noi a scuola media, ecco, i ragazzi sono ancora piccoli, per gioco però hanno capito il significato delle storie, delle novelle raccontate da Pirandello, quindi è fatto con gioco, si impara meglio, perlomeno in questa fascia di età, quindi molto positiva come esperienza.